siamo all'interno del parco archeologico di Porto Torres, un'area di 17 ettari dove esisteva l'antica Turris Libisonis. Noi camminiamo nel lastricato, una delle vie centrali di questo nucleo romano della colonia Iulia, e ne parliamo con il responsabile tecnico della soprintendenza, Franco Satta, perché vogliamo capire innanzitutto qual era l'importanza di questa colonia all'interno del Golfo dell'Asinara, quindi del Mediterraneo. L'importanza della colonia era grande. Intanto la colonia è stata fondata, diciamo, da Giulio Cesare, soprattutto per favorire i commerci con la Spagna meridionale. Cesare, al rientro, insomma, delle campagne africane dopo la sconfitta di Pompei, è venuto qua in Sardegna, prima a Cagliari e poi passando nel Nord Sardegna, ha visitato questo sito e ha fondato praticamente, così pare, l'antica città di Turris Libisonis. La Sardegna quindi un crocevia di traffici nel Mediterraneo tra l'impero, quindi in questo caso Roma, e la parte asiatica e africana, si può dire. Diciamo che la Sardegna era un crocevia al centro del Mediterraneo, in quel momento era uno dei punti, insieme alla Sicilia, più importanti di passaggio, insomma, di commercio, fondamentali per la vita di Roma. Tra l'altro la Sardegna era conosciuta anche come maggior produttore di grano ed era una dei maggiori fornitori di grano, dei rati alimentari di quella grandissima città, di quella grandissima metropoli che era Roma, e per cui l'importanza della Sardegna era fondamentale. Ecco, tra l'altro reperti di questo genere, di questo tipo, ne troviamo dappertutto qui lungo la costa del nord Sardegna. Porto Torres è stato quindi il nucleo fondamentale, ma reperti sono stati anche rinvenuti al largo dell'Asinara, ricordo le anfore. Sì, infatti non a caso i materiali rinvenuti fino ad oggi sono appunto anfore spagnole e quant'altro. A Cala Reale poi tra l'altro abbiamo rinvenuto parti di un carico di una nave oneraria che proveniva appunto dalla Spagna, e questo crocevia era sicuramente l'isola dell'Asinara, era un punto di passaggio per Turris Libisonis, e da Turris Libisonis poi diciamo direttamente a Roma, passando insomma per questa strada che divideva di mare, che divideva la Corsica dalla Sardegna. Ecco, ai romani piaceva molto l'uso delle terme, e quindi, così come nel Lazio, ma così anche nell'impero, le terme sono state, diciamo, il punto, il nucleo fondamentale attorno al quale poi è nata la città dei romani. Diciamo che il nucleo fondamentale è il porto. Il porto nasce prima il porto, sicuramente dai dati che noi abbiamo ritrovato nasce vicino al fiume, alla foce del Rio Manno, e invece le terme sono il simbolo proprio di una città viva che cresce, ed le terme sono il segno del punto di aggregazione fondamentale di una città. Non a caso siamo proprio al centro, le taberne sono, come dire, questo è il corso della città romana, le taberne dove si vendevano dei rati alimentari, dove si vendevano i prodotti fondamentali, e poi c'erano le terme che era il punto di aggregazione, un punto dove si facevano i bagni, dove si poteva parlare, dove si poteva discutere, e non erano solo per i bagni o per i massaggi o per altro, ma c'erano anche biblioteche, c'erano giardini, c'erano altri, era un posto dove la gente si incontrava, si parlava anche di commercio e si parlava anche del più e del meno, anche delle chiacchiere. Ecco, e le terme di Re Barbaro, quelle che vediamo alla nostra sinistra, erano l'area termale forse più grande della Sardegna, o comunque è oggi l'area termale rinvenuta più grande della Sardegna.